Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Ed eccoci qua con Claudio Borghi Aquilini, come sempre con la nostra scuola di magia del giovedì. Magari riusciamo a spostarla in un giorno più comodo, lo comunicheremo naturalmente alle ascoltatrici e agli ascoltatori, può essere il martedì, la butto là in diretta. Nel frattempo oggi ci occupiamo, anzi torniamo ad occuparci di politiche per un mondo nuovo che noi assaggeremo con grandissima voluttà, perché intanto cominciamo alle ore 12, io e Federico, appena finita qua la diretta, il regista, ce ne andiamo a gustare quello splendido hamburger fatto con la farina di grilli che ha pubblicizzato oggi Libero in prima pagina. Dopodiché invitiamo anche con un SMS che poi cancelleremo, come abbiamo imparato a fare seguendo gli più alti vertici istituzionali dell'Unione Europea. Inviteremo il nostro amico Lemiro Altani e non ne parlerà nessuno. Andremo con un'auto elettrica, ci canterà qualcosa Rosa Chemical e saremo a posto per tutta la giornata. Intanto buongiorno a Claudio Borghi Aquilini. Eccolo qua. Sei riuscito a farmi andare per traverso la brioche prima ancora che la mangiassi, ecco, quindi... Auto elettrica per muoversi nella Milano sempre più europea, dove Maiorino dà 10 punti di distacco ad Attilio Fontana. È l'unica città della Lombardia che ha questo privilegio, visto che non è più una città produttiva, manifatturiera, ma di fuffa, dove Sanremo lo guardano tutti e appunto si producono solo vision, non cose, non oggetti. Il resto della Lombardia ha questo vizio di continuare a essere fatto di imprese, impresette, imprenditori, brianzoli, non solo brianzoli, insomma produrre cose visibili. A Milano si producono solo cazzate fondamentalmente, vision le chiamano, per cui va così. La dico un po' brutale. Io infatti sto cominciando a pensare di trasferirmi fisso sul lago. E non è una brutta idea. Mi sa che sul lago ci sono anche tipi umani un po' più sani di quelli che popolano la metropoli. No, ma poi insomma la Lega è andata quasi sul 30%. Noi stavamo cercando di avere domenica Alessandro Fermi, che ha preso una quantità enorme di preferenze, tra l'altro, no? È stato il recordman. Beh, bravo, perché oltretutto Comasco storicamente le preferenze non le dà, però insomma diciamo che lui ovviamente da presidente del Consiglio regionale ha avuto modo di farsi apprezzare e infatti sono molto contento del suo risultato. Allora, io ho già blaterato a sufficienza, Claudio, e non voglio invadere lo spazio di questa meravigliosa rubrica che magari può andare al martedì, te la butto là, cosa dici? Visto che il giovedì ti tocca fare... Perché, cioè, guarda, io qui è tanto per dirti, no? A seguito sempre delle meravigliose idee dei grillini, il taglio dei parlamentari, no? Con annessi e connessi, stamattina avevo contemporaneamente la Commissione Bilancio e la Commissione Affari dell'Unione Europea, no? Dato che ovviamente non sono Padre Pio, non riesco a essere in più posti contemporaneamente, no? Allo stesso modo e soprattutto trilocarti di rose. Sì, cioè rilocante. Praticamente che cosa succede? A seconda, ogni volta che cambia l'argomento, devo dire la mia di corsa e poi correre per le scale, no? Giù e su, perché la Commissione dell'Unione Europea sta al terzo piano, la Commissione Bilancio sta all'ammezzato, gli ascensori sono molto lenti e quindi praticamente come in quei film comici, no? dove si vede che a uno vengono dati 15 compiti contemporaneamente, corro con i fogli che perdo, no? Per le scale. No? No, mi viene in mente un film un po' dal titolo un po' così, che viene avanti cretino con Lino Banfi, ma comunque... Poi c'è il segreto del mio successo, mi viene in mente di più, però va bene. Comunque
Comunque vabbè, questo è pazienza, poi tanto ci sarà sempre qualche pezzo che dice bene, così finalmente vi guadagnate. Finalmente lavorano questi qua. Ecco, ma non è questione di lavorare, è questione di lavorare male, e se i vostri rappresentanti lavorano male significa che c'è qualcuno che è contento e non dovreste essere voi, e qualcun altro che ride, perché a me non me ne frega niente sinceramente di fare 2 scali più, anzi rimango più allenato, no? Cioè risparmio sulla palestra, ma dall'altra parte però le cose vengono fatte male, perché dopo che tu fai un intervento poi magari dall'altra parte c'è l'opposizione che fa una replica e tu non la senti, e se non la senti poi rimane a verbale quello che dicono loro, no? E senza la possibilità di smentirlo. Poi a un certo punto, quando viene fuori il patto track, no? Perché finché sono le robe che vanno tutto bene, ok, poi a un certo punto capita, no, che è passato una legge, un comma così di questo tipo, e si dice: ma chi è che ha consentito che questa roba qua venisse fatta senza obiettare, no? Andiamo a vedere i verbali, vedi, qui non hai detto niente. Certo che non ho detto niente, stavo correndo giù per le scale da una parte all'altra, e quindi evidentemente quello che come rappresentante cittadini avrei potuto dire invece non lo potevo fare, perché in realtà stavo andando giù a dire qualcosa dall'altra parte. Quindi questo purtroppo non è dire oh che bello finalmente lavori, perché insomma poi specialmente chi mi conosce sa che non credo di essere mai risparmiato, così come chi non lavora continua a non lavorare adesso, no? Perché poi ce n'è qualcuno di deputati che non si fanno mai vedere, no? E similari, è ovvio che se non si fanno vedere se non si facevano vedere prima, non si fanno vedere nemmeno adesso, e quindi chi se ne frega. E quindi purtroppo Ecco, a proposito di lavoro, Claudio, per tornare ai temi europei, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare il reddito di cittadinanza anche ai non italiani, come vuole l'Unione Europea? Certo, infatti stanno già premendo, credo, 6 miliardi di persone ai nostri confini, no? Perché dicono che l'Unione Europea ha detto che il reddito di cittadinanza deve essere per tutti, per cui ecco che improvvisamente si è sparsa la voce in Bolivia che in Italia, no, danno 750 euro a chiunque arrivi qua, quindi E anche l'assegno per i figli, sia ben chiaro, anche l'assegno per i figli. Sì, ovviamente, dato che per loro con quella cifra lì ci fanno 8 mesi, stanno assolutamente pensando di venire a fare vacanza qui, no? Vabbè, comunque dai, adesso a parte gli scherzi, queste sono situazioni, è la situazione che ci hanno lasciato. Il reddito di cittadinanza era uno dei provvedimenti, diciamo, essenziali per il mondo vecchio, e qui arriviamo al mondo tema della puntata, no? Le politiche per un mondo nuovo. Allora, politiche per un mondo nuovo è il nome di un qualcosa, no? Di un ciclo di conferenze inizialmente, ecco, mettiamola così, che sto cercando di portare avanti, che abbiamo iniziato diciamo in modo informale 2 settimane fa a Sesto San Giovanni, per vedere simbolicamente, insomma, no? Luogo operaio storico, no? dell'Italia del Nord, per cercare di stimolare la riflessione anche all'interno del partito su politiche che devono essere, secondo me, prioritarie per un cambiamento che sta avvenendo o che potenzialmente potrebbe avvenire, e quindi deve essere incoraggiato a seguito di una situazione che secondo me comporta che chi stava progettando il mondo di prima non aveva immaginato. Chi ci segue sa bene, no, come abbiamo evidenziato, la situazione potenzialmente molto pericolosa della china con cui la società stava andando a mettersi, e che la pandemia aveva accelerato. Cioè, vale a dire, un mondo che fa comodissimo a pochissimi, e secondo me deve far spavento a tutti, dove si pensava o si credeva che il futuro ideale, vi lascio immaginare per chi, fosse una popolazione di persone chiuse in casa, tenute su con redditi di sussistenza, che fanno i loro acquisti su una bella piattaforma online, vi lascio immaginare quale potrebbe essere, e che quindi vengono consegnati liberamente a casa, perché giustamente se stai chiuso in casa hai bisogno di roba che ti arriva a casa,
rimbecillito nel metaverso, no? Quindi con visori 3D, no? Così, questo tipo con cui startene tranquillo nella tua cameretta pensando di essere chissà dove, a comprare prodotti di bassissimo costo, perché ovviamente te li puoi comprare solo con reddito di cittadinanza, prodotti possibilmente in paesi a bassissimo costo della manodopera, no? Quindi non in Italia. Ecco, questo schema da incubo che ha avuto un'accelerata con la pandemia, perché per molti quello che sembrava per alcuni una tragedia, per molti era sicuramente sembrata un'enorme opportunità di accelerare verso questo tipo di mondo, no? Infatti, guarda caso, durante la pandemia i valori di certe aziende multinazionali che potevano essere interessate a questo mondo hanno raggiunto livelli mai toccati prima. Quindi sto parlando ovviamente dei vari prezzi dei social network, sto parlando di Amazon, sto parlando di Google e così via. Ecco, quello che invece secondo noi è successo e che ovviamente va incoraggiato con le politiche per un mondo nuovo è che la reazione della gente a seguito di questo è stata un po' opposta a quello che forse in tanti pensavano, speravano. Vale a dire, quello che doveva essere un convincerli che stare a casa era bello, ha provocato in molta gente, non in tutti, qualcuno ha attecchita questa cosa, ma nella maggioranza direi delle persone invece ha provocato il desiderio di uscire. E io penso che ci sia una forte voglia, e diciamo il record della stagione turistica dell'anno scorso secondo me li ha testimoniato. Io credo che ci sia una forte voglia da parte di tante persone di piantarla lì con questo orribile distopico mondo, no, del chiuso in casa e metaverso, no? Diciamo. La gente ha voglia di uscire, ha voglia di vedere, ha voglia di viaggiare, ha voglia di divertirsi. E io spero e penso che debbano essere assolutamente incoraggiato, no? questo tipo di politica del tornare a vivere, ma soprattutto che comporta dal punto di vista macroeconomico, mettiamola così perché alla fine è sempre quello lì il problema, delle conseguenze che non possono essere trascurate, e un partito ha necessità o dovere di riposizionarsi, secondo me, su dei temi dove ogni cambiamento non è sempre solo positivo, ogni cambiamento ha dei rischi e secondo me questo cambiamento ha anche dei rischi, e i rischi io li vedo dal punto di vista dello spostamento delle categorie a rischio. Le categorie a rischio dal mio punto di vista erano, fino al mondo vecchio, diciamo così, ovviamente il piccolo imprenditore, il piccolo artigiano, il tassista, il produttore di servizi, il negoziante, no? E così via, perché è evidente che in un mondo chiuso in casa il negozio era il nemico, il tassista era il nemico, l'albergatore era il nemico, il ristoratore era il nemico, e come tale chi diciamo sosteneva a spada tratta le politiche del mondo vecchio, vale a dire PD e Movimento 5 Stelle, agivano in modo coerente. Vale a dire, tutta la legislazione, se vi ricordate, degli ultimi anni era sempre costantemente mirata all'aggressione del lavoratore autonomo, che esso fosse negoziante, che esso fosse artigiano, cose di questo tipo, esso doveva morire. Ed era chiaro in tutto il tipo di legislazione, no? Che diciamo dalla Bolkestein in giù, che sì, questo doveva sparire per lasciare spazio ovviamente alla grande multinazionale e diciamo questi enormi poteri sovranazionali. La Lega giustamente e noi giustamente abbiamo combattuto con le unghie e coi denti per cercare invece di mantenere in vita queste categorie, no? Che secondo noi sono essenziali dal punto di vista della diversità, dal punto di vista della libertà individuale, no? Il fatto di poter essere liberi e autonomi dovrebbe essere il punto fondamentale di chi ha nella libertà, insomma, il proprio faro. Adesso che fortunatamente le cose cambiano,
Però il mio rischio è che queste categorie, finita la minaccia diretta, cioè vale a dire di un sistema che puntava a farli fuori direttamente, abbiano come secondo rischio il fatto invece di essere vivi ma con 0 clienti. Perché? Perché la categoria invece che fino adesso è stata, diciamo così, protetta o quantomeno tutelata, vale a dire quella del lavoro fisso, del lavoratore dipendente, del lavoratore statale, no? E così via, che in tutti questi anni è stato oggetto di quasi di invidia, no? Beato te, no? Cioè, beato te che hai lo stipendio fisso, beato te che hai il contratto a tempo indeterminato, beato te che sei impiegato in banca, beato te che sei poliziotto o simili, perché c'era la sicurezza di un reddito fisso a fronte di un sistema in costante recessione. Il mondo nuovo è un mondo inflattivo. Quindi è un mondo dove invece dopo anni di inflazione zero comincia a esserci un livello alto di inflazione e d'altra parte è anche abbastanza comprensibile, perché chi non hanno capito che se tu pagavi la gente per stare a casa, no? Poi dopo quando questa usciva questi soldi magari anche risparmiati, no? Mentre stavi a casa rientrano in circolo e si ha una strozzatura di offerta e quindi a quel punto tu i prezzi salgono, oltretutto magari aiutati da situazioni assurde tipo la guerra, no? E similari. Ecco, il risultato che cos'è? Che tu che eri tutelato prima, adesso invece sei quello minacciato, perché io sono convinto che chiunque abbia un reddito fisso, uno stipendio da insegnante, da carabiniere, da impiegato o operaio, no? E similari, si sta accorgendo che a causa degli aumenti non ce la fa più. E quindi io credo che sia necessità per la Lega riflettere sulle priorità, cioè che in questo momento uno dei punti stabili della politica di un partito di sostegno degli ultimi, come secondo me deve essere il nostro, sia quello di tutelare il potere d'acquisto delle famiglie. Quindi la vera battaglia futura non sarà più per la sopravvivenza o per la difesa dell'autonomo, che fortunatamente grazie al nuovo governo non è più sotto minaccia diretta. Nessuno del centrodestra vuole far chiudere i tassisti, i balneari. Avete visto anche ieri, insomma, in decreto mille proroghe, con un'azione molto decisa siamo riusciti a far passare a forza, diciamo così, la norma per dare più spazio per la risoluzione del problema dei balneari. Quindi l'intenzione non c'è più, insomma, quella di colpirli, no? Ma dall'altra parte però è necessario far capire a tutti gli autonomi che se i lavoratori a stipendio fisso non avranno più soldi, o quantomeno si troveranno drasticamente ridotto il loro potere d'acquisto, allora a quel punto spariscono anche i loro clienti. Io credo che chiunque abbia un lavoro autonomo desideri in primo luogo avere dei clienti. La soddisfazione credo che ha l'autonomo di quando si apre la porta ed entra il cliente è la cosa che ovviamente dà senso alla loro vita lavorativa. Ecco, io credo che e lo articoleremo, insomma, questa necessità, no? In una serie di incontri, il prossimo dei quali sarà venerdì l'altro, del 24 credo, a Bolzano, dove inizieremo ufficialmente, insomma, il ciclo di incontri di politiche per un mondo nuovo. Debba essere un argomento su cui il nostro partito deve riflettere, insomma, cioè riuscire a capire che dobbiamo essere anche il partito dei lavoratori, degli impiegati e di chi ha uno stipendio. Allora Claudio, questo è un tema direi decisivo, importante
importante perché altrimenti non si capisce più chi rappresenta cosa, no? Che è un po' il compito anche della politica, tutto sommato, quello di essere capace di rappresentare degli interessi veri, reali, riconoscibili, non mimetizzati. Ecco, da questo punto di vista, secondo te, allargo un po' il discorso anche alla cronaca e alla politica e alle cose da fare, diciamo così, l'agenda governativa. Da questo punto di vista ce l'abbiamo ben chiaro in questa maggioranza il da farsi? Parlo anche delle cose da fare sotto il profilo economico, fiscale, per esempio. In agenda cosa c'è da questo punto di vista qua? Allora, no, ben chiaro no, perché io credo che uno dei problemi che sto intravedendo diciamo, O forse, scusami, solo... aggiungo una questione, poi ti lascio subito la parola, o forse c'è un'ansia di legittimazione che magari ti fa perdere un po' di vista il da fare, il da farsi. No, ma vedi, allora quello diciamo su cui insisto quotidianamente, mi verrebbe da dire, è che ci si parla meno di quello che si dovrebbe. Cioè io credo che ci debbano essere degli ampi momenti di confronto. Quello che io già nella scorsa legislatura ho individuato come una delle trappole del palazzo è appunto seppellirti con il quotidiano. Cioè, il fatto che io, per esempio, stamattina fossi lì a correre da una parte all'altra, no, delle diverse aule per mandare avanti la baracca, fa capire che in realtà tutti noi, specialmente anche a seguito del taglio dei parlamentari, siamo oberati da urgenze. No? Immaginate chi sta nel Ministero. Quindi chi sta nel Ministero è seppellito di questioni urgenti, quindi Salvini ci avrà ogni giorno il ponte, il porto, l'autostrada, il lavoro, il codice, l'appalto, no? E così via. E questo in qualsiasi altro ministero ovviamente le cose saranno analoghe. E il risultato è che c'è poco tempo per parlarsi, c'è poco tempo per fare belle riunioni di maggioranza dove si riesce a tirare fuori un punto comune. Dall'altra parte però il vantaggio è che al contrario invece della situazione che c'era con i 5 Stelle, tra persone di centrodestra mi verrebbe da dire già ci si intende su dei valori base, cioè non sono dei pazzi scatenati, no? come quelli là che non sapevi che cavolo avessero in testa. Dall'altra parte, fuori oltretutto tenersi stretta la sedia e votare qualsiasi cosa pur di mantenerlo. Per cui anche nei lavori di commissione difficilmente non si è d'accordo. Cioè, per dire, quando ieri è saltata fuori la questione balneari, per intendersi, erano arrivate delle sollecitazioni, le famose severi moniti, no? E così questo tipo sul fatto che quella norma non andasse bene perché l'Europa non voleva, no? E così questo tipo. Penso che è bastata una veloce discussione in aula per far capire che non ci interessava, cioè di certo noi non l'avremmo ritirata perché arrivava il severo monito informale, cioè chiunque, se uno vuole andare contro quella norma, che abbia il coraggio di metterci la faccia propria, no? In modo tale che poi dopo ognuno si farà le sue valutazioni, no? E su questo eravamo tutti d'accordo. Capite che anche in commissione il fatto di essere tutti d'accordo ha portato che nella discussione del famigerato decreto mille proroghe le modificazioni apportate dal Parlamento siano state tantissime. Cioè, per dire, solo la Lega al decreto è riuscita ad aggiungere in Parlamento, se non mi ricordo male, 20 norme, alcune secondo me importanti. Quindi questo è un grosso vantaggio, no? Perché ovviamente avere a che fare con persone che in una maniera o nell'altra un po' la pensano come noi, con le differenze del caso, ma non totalmente opposte, ecco, mettiamola così, è importante, no? Allora Claudio, ti devo interrompere per la solita piccola pausa delle 10, poi ti giro io anche... mi sposto verso l'aula, Sì. perché adesso inizia l'aula per la nomina dei segretari d'aula, no? E quindi... Allora, ci sentiamo tra pochissimo, poi magari apriamo anche le linee e leggiamo i messaggi. Va bene. Tra poco. La tua radio è ascoltata.
compatibili anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Non parliamo di donne questa Parliamo sera. di donne. No, non parliamo di donne. No, Presidente, io non è già sto su una specie di confine. Lei è ancora proprietario Io di Mediaset. voglio parlare di donne. No, Mi no. hanno accusato della storia delle cosiddette olgettine l'ha detto lei. e delle cene del Bunga Bunga. Allora, il Bunga Bunga è una Ma storiella. che ridete? No, è una roba seria. Il Bunga Bunga è una storiella che ho inventato io. Questo lo sappiamo. Esatto. Allora, il colonnello libico Gheddafi mi voleva tutti gli anni per la sua festa del Re dei Re. Che cos'era la festa del Re dei Re? 105 tribù, una contro l'altra, con personaggi altissimi, con vestiti stupendi, ho tutti i film e le fotografie. Mi voleva per vedere che gli regalavano una corona pesante d'oro, una collana d'oro, uno scettro d'oro e gli baciavano la veste per dimostrare il loro rispetto nei suoi Tribale. confronti. E non avevano più fatto guerra tra di loro. Però Sì. ce n'era una che non era erano 105, 104 con Gheddafi, una rivoluzionaria. Allora io telefono a Gheddafi e gli dico: amico, purtroppo devo essere a Bruxelles perché devo mettere il veto su una cosa importante che stanno decidendo i presidenti, i capi di Stato, il presidente del Consiglio e i capi di Stato. Lui si spiace, dice: mandami uno dei tuoi, te ne mando due, va bene. Io prendo i più sfigati che avevo e sono amici cari. E questo ce l'ha mandato un ascoltatore. Questo sarà mondo nuovo, mondo vecchio o mondo eterno? Come la mettiamo? No, questo è assolutamente mondo immortale. Non... È mondo mitologico. Ce l'ha mandato un ascoltatore, dice la giornata giusta. Ma questa barzelletta fa, io credo me l'abbiamo raccontata la prima volta all'asilo, no? Ma sentirla raccontare così fa ancora ridere, non c'è niente da fare. Allora, intanto abbiamo aperto anche le linee a proposito di ascoltatori e scrive Mary: ciao prof, noi che al 346 6427 756 via WhatsApp. Per la diretta vi ricordo il numero 02 92 94 7222.
Lo ripeto, 02 92 94 7222. Scrive Mary, allora, noi che seguiamo non viviamo la contrapposizione pubblico-privato, ma la difesa dei, virgolette, deboli economici. Ma il punto vero è a Bruxelles. Il punto vero è a Bruxelles quando cominciamo a dire lì no, certo, in attesa delle europee l'anno prossimo, eccetera, scrive Mary. Che dire? Che innanzitutto qualcosa abbiamo già cominciato, cioè nel caso non si fosse capito, nell'ultimo vertice europeo non è che sia andata tutta come volevano loro. Cioè io che ho qualche notizia da dietro le quinte, posso assicurare che invece del solito guarda, diciamo di sì prima di tutti gli altri, così risulteremo più rispettati e più amichevoli, no? Saranno veramente nostri amici. Insomma, l'Italia e Giorgia Meloni in ogni caso, con cui insomma ci eravamo anche concordati prima, insomma, su cos'erano i punti pericolosi, no? Il seminario abbia tenuto il punto. Certo è un inizio, certo non possiamo da soli, no, pensare di fermare tutto il carrozzone, però insomma quello che veniva fatto prima, cioè il PD si sforzava di fare cose quanto più possibile a danno dell'Italia, quanto più possibile a favore dell'Europa, in modo tale di accreditarsi, no? Come fedele servo. Forza Italia in certi casi ha sottovalutato la questione, perché io penso che Berlusconi considerasse le questioni europee una noia mortale, no? Quando dice nella barzelletta che doveva andare a mettere il veto, in realtà non l'ha mai messo. L'avesse fatto qualche volta, forse sarebbe un po' meglio. Per cui insomma adesso dobbiamo vedere per quanto possibile di sterzare decisamente anche lì. Intanto 02 92 94 7222, una telefonata, pronto? Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Buongiorno. Allora, ho preso alcuni appunti su quello che lei ha detto. Innanzitutto lei parla di mondo nuovo di quello che voi preconizzate, se ho capito bene, però mi pare che diciamo che questa locuzione sia abbastanza contraddittoria, perché il mondo nuovo rievoca un famoso libro di Aldous Huxley che è proprio un cardine del transumanesimo. Però passiamo al concreto. Lei ha detto che i cittadini dopo il periodo del Covid hanno avuto voglia di uscire, sono andati, e quindi noi dobbiamo agire in quel senso di creare una società di questo tipo. Io le voglio ricordare che i cittadini hanno incominciato a uscire, a viaggiare di nuovo soltanto perché gli è stato concesso. Fintanto che c'erano i vostri obblighi di stare in casa, i cittadini si sono tappati in casa e sono andati in giro con le mascherine anche all'aperto quando è risaputo che non servono a niente. Secondo punto, e chiudo qui, riguardo agli autonomi, lei ha detto che sono stati penalizzati dalle chiusure. Certo, perché il Partito Democratico col quale voi governavate, ha protetto i suoi ceti di riferimento. I suoi ceti di riferimento sono i pensionati, gli statali, e tra questi soprattutto gli insegnanti che fanno, diciamo, tendenza, e li ha tutelati con lo smart working, che è diventato per molti il no working, mentre quelli che dovrebbero essere i ceti di riferimento della Lega, cioè gli autonomi, sono stati penalizzati e fatti fallire. Quindi io vorrei ricordare a lei che voi avete governato col PD, voi avete eletto Mattarella, che è stato l'architrave tutto questo, e vorrei sapere, perché ancora non mi ha risposto nessuno a questa radio, perché Salvini ha votato per Mattarella. Prima che votasse Mattarella la Lega era al 22%, adesso siamo all'8% a livello nazionale e voi stappate anche le bottiglie di champagne. Auguri, E andate a lavorare. Claudio. Sì, intravedo del forte grillismo, però c'è anche del vero. Però vorrei ricordare a questo signore che che come altri giustamente considera che invece la cosa migliore da fare era una maschia opposizione, no? Cioè, sapete, fate qualcosa, datevi fuoco davanti al Parlamento, cose di questo tipo, cosa che avrebbe fatto sicuramente molto ridere, no? Un po' quelli che veramente stavano facendo questi
questi danni e questi disastri alla nostra società, a cui io mi pare che mi si possa dar atto, mi sono costantemente e sempre opposto con tutti i mezzi. Tuttavia vorrei ricordare a questo signore e a tanti altri che la pensano così, che se non avessimo fatto quello che abbiamo fatto, adesso c'era ancora Draghi, c'era ancora Draghi, c'era ancora Speranza, cioè la legislatura non era finita. Cioè quello che così ci viene rimproverato con rabbia e sdegno, no, da parte di questi signori che avevano tutti la loro ricetta, no, per riuscire a fare andare meglio le cose, dimenticando che gli italiani, non io, non la Lega, nella scorsa legislatura avevano dato la maggioranza assoluta dei voti a PD e Movimento 5 Stelle. Perché poi no, altrimenti se uno pensa, no, la buona parte di questi sdegnati pensa che la minoranza possa fare quello che vuole, ma se la minoranza può fare quello che vuole, allora uno non deve vincere le elezioni, no, deve perderle, perché così facendo allora può fare finalmente la vera opposizione, no, che è quella che riuscirà a fare le cose. Ecco, non va così. Purtroppo la maggioranza ce l'avevano loro e a quel punto bisognava fare buon viso a pessimo gioco. E io, per carità, potevo anche essere d'accordo con lui che certe cose non andavano fatte, no? Però è un fatto che quel corso di eventi ha portato all'attuale situazione dove invece adesso siamo in maggioranza e le opposizioni sono distrutte, perché PD, Movimento 5 Stelle, Calenda, no? E così via, sono lì e si beccano fra di loro come i polli di Renzo, senza riuscire a effettuare nessun tipo di resistenza, diciamo così. Per cui, aspetta, intanto qua stanno iniziando le votazioni, un attimo entro nella stanza. Per cui non so, sì, si poteva far meglio, si poteva fare, senza dubbio. Però quello che abbiamo fatto ha portato un risultato. Il fatto che abbia portato un risultato comporta che altre cose che invece avrebbero potuto fare, scusate, sto entrando in aula in questo momento, stanno facendo, che bello, fanno in ordine alfabetico, quindi ho ancora un po' di tempo, va bene. Allora, nel frattempo sono Borghi e quindi intanto chiacchiere. Nel frattempo Andrea da Cagliari. Per quanto riguarda la votazione di Mattarella, anche lì purtroppo sarebbe stato bellissimo riuscire a votare la Casellati, io infatti ero lì per quello. È andata in modo lievemente differente quella votazione, se per caso qualcuno ci ricorda, e poi per carità uno poteva anche lì dire va bene, maschiamente avrei votato un altro, no? E così via, sì, avrei votato un altro, ma tanto Mattarella veniva eletto lo stesso, perché la maggioranza se l'avevano PD e Movimento 5 Stelle. E quando era stato chiaro che non c'erano alternative, dopo che erano state provate tutte, a un certo punto uno dice vabbè, allora, per evitare ulteriori lacerazioni e esacerbazioni è stata fatta quella scelta. Si poteva fare un'altra? Sì, si poteva farne un'altra, ma che non mi venite a dire che Mattarella è lì perché l'abbiamo deciso noi. Cioè, noi abbiamo cercato in tutte le maniere di votare prima Casellati, poi abbiamo cercato alternative, no? E quindi insomma uno si ricorda. Per cui, cioè, per carità, sono tutti circonfusi di sacro sdegno, no? Che se ci fossi, sì, c'ero io, no? Se c'ero io, veramente cambiavano le cose. Insomma, intanto però le cose sono lievemente cambiate, abbiamo ripreso persino Lazio, adesso nelle ultime elezioni l'opposizione è svanita, l'unico posto dove ancora il PD viene votato è Milano e ce ne faremo una ragione, ma per il resto intanto la sequenza di azioni che abbiamo preso ci ha portato adesso a governare e ad allontanare quel pericolo. Poi ragazzi, sono tutti bravi, ma tutti quelli che erano bravi e che si sono presentati con il partitino, no, e così di questo tipo, perché io so che questo ascoltatore era sicuramente un fan del partito dell'antisistema, l'unica cosa che sono riusciti a fare è regalare qualche seggio al PD. Allora abbiamo ancora qualche minuto, un ascoltatore e un messaggio da Andrea da Cagliari. Qual è la vera posizione sull'invio delle armi a Zelensky? Qual è la verità? Visto che qua in radio diciamo no, ma Salvini e la Bongiorno sono favorevoli, scrive Andrea. Di base non sono favorevoli, però siamo una coalizione dove la maggioranza è detenuta largamente da partiti che
campagna elettorale hanno legittimamente sostenuto di sostenere l'Ucraina a pieno titolo e sono stati premiati dagli elettori. Questo però non mettendo nelle righe di carattere piccolo del programma, insomma, sono questioni che sono state dette in modo molto chiaro. Ecco. Per cui noi l'unica cosa che facciamo all'interno delle discussioni sede anche riservate, no? Dove sapete che sono dentro al Copasir, no? Seminari, sostengo l'opinione pacifista che mi è stata affidata dagli elettori, alla fine ovviamente la mia posizione è sempre in minoranza, e non solo, devo stare attento che un'opinione pacifista non passi per essere invece scambiata o strumentalizzata come un'opinione filorussa, i rubli e tutte quelle robe lì, insomma, perché tanto sapete benissimo che ci vuole poco, no, a strumentalizzare il legittimo desiderio di pace di tanti cittadini italiani con posizioni invece a filorusse, poi prendete i rubli e così via. Allora, una telefonata allo 02 92 94 7222, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiese. Buongiorno. Allora, sì, buongiorno a voi. Allora, questa mattina abbiamo saputo che all'Europa non va bene come viene distribuito il reddito di cittadinanza, che i 10 anni che ci vogliono di residenza sul nostro paese non vanno bene perché discrimina qui e là, perché i cittadini europei in genere non vengono presi in considerazione. Allora, il nostro reddito di cittadinanza ci costa 8, 9, 10 miliardi all'anno. Vengono prese dalle tasse dai lavoratori che già hanno delle paghe da fame, perché praticamente abbiamo paghe che vanno dai 1.100 ai 1.300 euro al mese, abbiamo un reddito di cittadinanza che oscilla dai 500 agli 800 euro, e poi ieri ho saputo che in Inghilterra anche loro danno una sorta di sussidio e di aiuto a chi non ha il lavoro, ma è 1/3 della paga normale di un inglese. Pertanto vuol dire che uno, quando prende 1/3, comincia a guardarsi in giro e non può vivere sul divano, no? E noi invece siamo un paese che diamo la metà o qualcosa di più di quella che è una paga normale, e già lì c'è una distorsione. Poi noi dobbiamo pagare le tasse per mantenere questi con delle paghe bassissime, e lei ha parlato dell'inflazione che ci sta erodendo il nostro reddito. Allora voglio dire una cosa, ma ci mettiamo una pezza con questo reddito di cittadinanza, sì o no? Ce l'abbiamo il coraggio di toglierlo? Perché io mi ricordo che prima del reddito di cittadinanza non ho mai visto nessuno morire di fame in mezzo alla strada o morire in mezzo al gelo. E allora, se non lo vogliamo, abbiamo il coraggio di toglierlo drasticamente, sì o no? Si cerca di aiutare la gente a trovare il lavoro, ma non si possono mantenere con le tasse. Allora, che paghiamo Fabrizio, noi che abbiamo un reddito da fame. in sintesi, togliere il reddito di cittadinanza, tout court, dice Fabrizio, giusto? Questo è il punto? Sì, caduta l'altra telefonata, ma intanto abbiamo anche 17 secondi di audiomessaggio. Non so se riusciamo a recuperare Claudio Borghi Aquilini perché sta per accingersi a votare. Ad ogni modo, sentiamo anche l'audiomessaggio e poi la telefonata. Ma il no ai motori endotermici, il no alle caldaie a gas, l'obbligo del cappotto alle case, sono cose già decise effettivamente, o si può fare ancora qualcosa? Perché secondo me neanche Tafazzi avrebbe deciso una cosa del genere. Grazie. Si può fare, poi vedremo come, quando, eccetera. Intanto ci sono altri messaggi, se ci sono ne diamo conto subito. Devono sapere i parlamentari della Lega, Anna Maria da Vicenza, che gli elettori dicono no all'invio di armi in Ucraina. Per l'Europa mi spiegate se possiamo votare come fondatori, il nostro veto a regole e bloccare tutto, che è appunto il tema di cui parlavamo prima. Tornato Claudio Borghi Aquilini, togliere il reddito di cittadinanza e poi il no alla questione dei motori elettrici, delle caldaie a gas, delle case green e compagnia bella. Si può ancora dire il no a queste cose? Te la giro in breve, Claudio. Intanto avete provato la grande esperienza di finire dentro nelle votazioni della Camera, quelle fatte con le cabine, no? Siete presente quando chiamano i cognomi, poi, perché bisogna leggere dei segretari aggiuntivi. L'ho fatto e quindi adesso sono a posto. Per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, ma infatti potrebbe essere un'ottima idea. Cioè, se la Commissione europea dice che bisogna darlo a tutto il mondo, potrebbe essere un interessante motivo per riuscire a far scattare il famoso per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno, no?
certo punto uno dice o tutti o niente, va bene, sarà niente, cosa devo dire? Troveremo degli altri metodi per aiutare chi ha veramente bisogno. Ecco. Invece per quello che riguarda il fermare le orribili idee che vengono dall'Unione Europea, questo è un grosso problema. È un grosso problema perché le procedure sono congegnate, se voi avete notato, in modo tale che siano quasi impossibili da fermare e non ci sia neanche una chiara procedura su come si fanno a fermare, no? Perché in teoria tu dovresti avere una maggioranza in consiglio, che è quella dei capi di Stato, e lì non si sa cosa si dice perché non ci sono verbali, non c'è niente, no? Neurogruppo pure, no? Che sono le questioni economiche, quindi vengono decise tutto. Cioè è il trionfo dell'antidemocrazia, no? Cioè se la discutono, no? E poi dopo viene fuori una roba che tante volte è persino diversa da quello che è stato veramente detto, questo insomma da chi ci ha partecipato direttamente. Dico no, bisogna fare così, va bene, poi dopo arriva fuori la comunicazione che dice che hanno deciso lo stesso, quello che tanto avevano in mente di fare, ma l'avete visto anche a livelli insomma eclatanti tutte le volte, per esempio, che sono stati dei referendum, no? Europei, vi ricordate? Bocciatura della Costituzione europea da parte della Francia, referendum in Grecia, così. Ecco, tutte le volte che la votazione non andava come piaceva da tutta la massa dei burocrati di Bruxelles, semplicemente si ripeteva fino a che non andava bene. Quindi è un incubo veramente, cioè non è che è così semplice. Cioè, siamo tutti a posto, ma in realtà non è così, è un gran casino. Io passo tutto il giorno a cercare di capire dove si possono mettere i bastoni dentro nelle ruote, no? che girano sempre più velocemente. Cioè, sono andato dentro in Commissione Affari Europei anche a seguito, diciamo, di vostre sollecitazioni, per andare a vedere se questo poteva essere, diciamo, un terreno utile per poter frenare certe cose, ma non credo che lo sia. Cioè, semplicemente le commissioni qua in Parlamento sono seppellite di norme, una più terrificante dell'altra, no? Che vanno dal famoso, l'infame certificato di filiazione. Oggi, per esempio, correndo da una parte all'altra c'era la procura europea, cioè voi immaginate il procuratore europeo che volendo ti può incriminare anche per dei reati che non sono presenti nell'ordinamento italiano. E si parlava di intercettazioni che questa procura europea può fare in totale autonomia, conservando i dati in un posto dove nessuno funzionario italiano, neanche un magistrato possa averne accesso. Cioè, capite? Una roba da film di Orwell, da Huxley, no? Me l'avevano detto, che dice ma vedrai che ci sarà sicuramente il complottista che studia la politica del mondo nuovo, ti dice che la roba del transumanesimo di Huxley, no, non è quello, è proprio il mondo nuovo, perché cambia. Però il segreto per come si riesce a fermare le cose dell'Unione Europea al momento sta soltanto nel cercare di fare le alleanze le più vaste possibili, in modo tale da cercare di fermare il treno o di rendere la vita molto scomoda alla gente. Allora, ancora una telefonata, pronto? Ecco, buongiorno. Buongiorno. Dalla provincia di Lecco. Volevo chiedere buongiorno al dottore Cainarchi, buongiorno senatore Borghi. Due domande di una cosa, ecco, mi ricordo che nella votazione di Mattarella la maggioranza ce l'aveva la destra, il Siduro, la Casellati è arrivato proprio dai suoi soci di Forza Italia, ma questo magari potrà contestare la cosa. E poi una cosa che mi interessa invece sapere, del MES non si è più saputo niente, a che punto siamo? Il MES. Benissimo, grazie. Aggiungo Gianni da Roma che chiede: caro Borghi, da politico intelligente sincero, quale ritengo che sia, come ha valutato l'uscita condivisibilissima, scrive Gianni, di Berlusconi su Zelensky prima delle elezioni regionali? Claudio. Beh, quello che dice è diverso da quello che fanno. Perché anche chi ha detto ecco, finalmente vedi che ha ragione. Beh, sì, ho capito. Per avere delle proposte per poter fare una cosa alternativa bisogna far sì che Forza Italia voti o proponga di votare contro
l'invio delle armi, insomma, quando arrivano, perché sennò altrimenti c'è da solo da Baia alla Luna e si rientra nel punto A che avevamo detto, vale a dire delle posizioni facilmente strumentalizzate che in ogni caso non porterebbero a niente, no? Perché al di là insomma, le battaglie di bandiera le fai quando sei all'opposizione, se sei in maggioranza porti la tua idea e cerchi di convincere tutti ad avere il 51%. Questa è una roba che non rimane in testa alla gente quando si fa politica, no? Cioè bisogna riuscire ad avere il 51%, perché sennò altrimenti le cose diverse non le fai. Forza Italia in questo momento non mi sembra che abbia nessuna intenzione di dare seguito a quello che ha detto Berlusconi, per cui insomma comodo insomma dire delle cose, no? Ma insomma bisognerebbe, se fossero diciamo vere, dovrebbero seguire poi delle iniziative parlamentari o quantomeno anche informali, cioè insomma qualcuno che arrivasse dicendo senti, ma se noi dicessimo di no, voi che posizione avreste? A quel punto uno magari ci può pensare, ma questo non avviene. Per quello che riguarda invece cos'era il primo punto? Il MES. Il MES, per quello che riguarda il MES, io credo che fosse per adesso la cosa che mi è riuscita meglio dall'inizio della legislatura, insomma, la spinta per riuscire a chiudere quella questione era fortissima ed era stata congegnata per essere fatta nello scorso Eurosummit, anche insomma grazie a diciamo la vivace opposizione che ho messo in atto. Si è capito che la cosa non avrebbe avuto vita semplice e quindi l'assalto è stato respinto. Ci riproveranno, però per adesso no. Allora Claudio, dobbiamo salutarci qua, poi vediamo se riusciamo a modificare il giorno d'appuntamento della scuola di magia da settimana prossima o meno, ci metteremo d'accordo, lo diremo alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Intanto grazie a Claudio Borghi Aquilini, buona mattina, buon lavoro, grazie mille. Tra poco con voi Pierluigi Pellegrin, Sandro Iacometti, firma di Libero, Germania e Francia stanno affossando l'Europa con la complicità del PD. Mattia Adani, economista, general manager di Now Alchimica, presidente Unione Europea Industrie Lubrificanti. Dall'Europa la scossa annunciata, lo stop alle immatricolazioni dei veicoli definiti inquinanti entro il 2035, poi Lega Liguria alle 11.35 e a proposito di regioni, Focus Marche oggi con Sammy Varin, Marco Bilò, consigliere regionale e vicepresidente del gruppo Lega Marche alle ore 14. Tutto il resto sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Buona mattina e buon ascolto a tutti. Avete ascoltato Scuola di